Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Benvenuto Massimo Privitera. Benvenuto Marco Testoni e tutti quanti. Allora, oggi parliamo in particolare di un film che potete vedere in TV e una miniserie TV che potete vedere anche questa in una piattaforma un po' diversa dalle altre. Adesso ce ne parlerà meglio Massimo. Stiamo parlando del film Tommy Cooper, Amore e Magia e della miniserie televisiva italiana Portobello. Allora, partiamo proprio da te, Massimo. Perché è particolare la piattaforma di cui stavo parlando prima? Perché a gennaio in Italia è approdata HBO Max, quindi la rete specifica, la piattaforma streaming specifica di HBO, con un parterre di serie TV, film, ovviamente appartenenti al loro pacchetto, tra cui per la prima volta in una produzione, diciamo in uno streaming, piattaforma streaming straniera, approda anche una miniserie TV italiana, tutta di produzione italiana. Tra l'altro una serie ideata e diretta da Marco Bellocchio, quindi non un nome proprio dei più conosciuti, anzi. Qui Marco Bellocchio ha dedicato questa serie a un personaggio storicamente importantissimo per tutti gli italiani, rimasto nel nostro cuore, Enzo Tortora. Si chiama Portobello, come il famoso programma storico italiano rimasto nel cuore non solo insieme ad Enzo Tortora, ma proprio di tutti gli italiani, proprio per il suo nome, mitico pappagallo che doveva dire la parola Portobello e si vinceva tantissimo. Ma ovviamente Marco Bellocchio si concentra nel fatto storicamente noto di questo grandissimo conduttore televisivo e uomo di cultura quando fu accusato di traffico di stupefacenti e di essere facente parte della camorra. Quindi un caso veramente clamoroso che devo dire Bellocchio traccia in maniera quasi distaccata, con un Fabrizio Gifuni nel ruolo di Enzo Tortora, un attore che calza a pennello quel ruolo e riesce a ripercorrere e a farci rivivere quell'epoca e in maniera molto intima, intimista e soprattutto molto descrittiva, molto dettagliata. Questa serie TV di Marco Bellocchio viene accompagnata dalle musiche del nostro Teo Teardo, che se non erro è la prima volta che collabora con il regista Bellocchio. Teo Teardo riesce ad essere efficace da un punto di vista descrittivo, cioè diciamo che lui inanella una serie di composizioni di cui non si rammentano ovviamente dal punto di vista melodico temi o incisi, ma è una serie di composizioni per l'appunto che riesce ad essere proprio descrittiva, rimane lì sulla scena, crea molta tensione, crea molta angoscia, è quasi asfissiante in taluni casi questa tipologia di commento che ha adottato, però non ti rimane impresso assolutamente nulla da un punto di vista proprio tematico. È efficace sulle immagini e da questo punto di vista devo dire che la sua funzionalità la mantiene appieno. Quindi comunque vi consiglio di guardare Portobello, veramente ve la consiglio di cuore. Dal punto di vista musicale mi ha lasciato qualche perplessità. Invece tu col tuo film? Un film peraltro non uscito ultimamente, si parla di Tommy Cooper, Amore e Magia. È un biopic, come dicono quelli seri come te, che in sostanza ci racconta la vita di questo comico che se l'ho andato a vedere gente, diciamo così, della mia età, ma anche più giovani se lo ricorderanno sicuramente, perché è stato il primo mago, diciamo così, farsesco, che faceva dei grandi casini durante i propri numeri, un po' come oggi da noi fa il mago Ronzo o il mago Forrest. Quindi c'è bisogno di una grandissima capacità di prestidigitazione, come dicono loro, e contemporaneamente anche saper far ridere, ed è difficilissimo. Bene, lui tra gli anni 60 e 70, all'apice della sua carriera, riempiva teatri a suggellare questa storia che ha dei tratti veramente paradossali e cinematografici. È famoso perché lui morì in scena durante una diretta televisiva come può essere il nostro Sanremo, che si intitolava esattamente Live from Her Majesty's nel 1984, di fronte a milioni di telespettatori. A metà del suo atto gli prese un infarto miocardico
e la cosa incredibile è che per 2 o 3 minuti tutto il pubblico rideva perché pensava fosse una sua gag. Invece purtroppo così non era. Addirittura fu talmente tremenda la notizia che non venne data subito, ma il giorno dopo. Il film va soprattutto a concentrarsi su un altro elemento molto interessante della sua vita, dal profilo proprio biografico, perché lui inizia una relazione, diciamo così, extraconiugale con una nuova assistente, e questa sua vita sentimentalmente doppia caratterizzerà gli ultimi anni, gli ultimi decenni della sua vita in maniera piuttosto burrascosa. Questa era un po' una vicenda che accadeva negli anni 60-70, dove nella società inglese, americana, c'era il concetto anche di amore libero e via dicendo. Quindi è veramente interessante anche comprenderla anche da quel punto di vista. Le musiche sono state fatte da un musicista che secondo me avrà un grande futuro, parlo di Jack Walker. Jack Walker è stato soprattutto un violinista e violista che ha partecipato a tantissime registrazioni di colonne sonore, da Jurassic World, Il gatto con gli stivali, Star Wars, House of Gucci, cioè dal punto di vista proprio della sua confidenza con il mondo delle colonne sonore, soprattutto perché ha collaborato da sempre con delle orchestrine così, London Symphony Orchestra, la Filarmonia e la London Philharmonic, quindi stiamo parlando proprio di organici di un'importanza elevata. Ecco, da qualche tempo a questa parte ha cominciato lui stesso a scrivere colonne sonore, cioè, è evidente che mi ricorda il nostro amico Pierluigi Pietroniro come profilo, e questa cosa lo fa anche in questo senso con grande attenzione ai linguaggi. Lui mischia il linguaggio orchestrale sinfonico all'elettronica, ma anche ha una grandissima conoscenza dei band, delle orchestrazioni anni 30, 40, 50 di quel mondo lì, jazz, molto jazzy. Tutti questi elementi convivono nella sua scrittura. In questo film è perfetto perché quando si descrive gli anni 60-70 si descrive un po' anche la musica beat di quegli anni, quindi l'easy listening di quel tipo, e poi piano piano invece scivola su toni che magari sono più da commedia brillante o addirittura drammatici, perché certamente la fine di questo attore non è stata proprio brillante. Ecco, quindi vi consiglio di vedere questo film, che potete trovare non solo su YouTube ma a pagamento, ma anche su Rakuten, di cui una piattaforma di cui parliamo quasi mai, e su Apple TV. Quindi su HBO Max Portobello di Marco Bellocchio, su Enzo Tortora, e invece Tommy Cooper su Rakuten, Apple TV e anche YouTube. Buona visione. Buona visione, alla prossima, ciao!